Domenica 2 giugno più di 1000 bambini hanno colorato con le loro maglie Prato della Valle, a conclusione di un'eccellente annata sportiva organizzata dalla FIPA a Padova. Anche quest'anno la partecipazione delle società è stata totale. Una festa grande come lo è stata tutta la stagione del mini volley, la fine di un percorso che ha coinvolto circa 2000 giovanissimi atleti nelle tante feste provinciali che si sono succedute durante tutto l'anno. In una primavera scarsa di sole, il più bel premio è stato per gli organizzatori far esprimere un movimento che è terzo in Italia per tesserati tra tutte le province italiane. Un sentito ringraziamento all'anima organizzativa del settore giovanile, composta dalla responsabile Cinzia Businaro e dai suoi collaboratori Francesca De Biasi, Graziano Scipionato, Luca Traversi e Davide Bortaro. Anche quest'anno siamo qui in Prato della Valle per la festa finale del mini volley. Come vedete abbiamo montato ben 45 campi e ci sono quasi 1000 mini atleti. In questo grazie alle società che dalle 6:30 ci hanno aiutato a montare i campi e alle 9 puntuali erano presenti quasi tutti questi mini atleti. Quindi ringraziamo le società che ogni anno ci aiutano in questa enorme manifestazione. La stagione sportiva 2012-2013 è stata un'altra fantastica annata in cui i numeri del mini volley non sono assolutamente calati rispetto alle precedenti stagioni sportive. Numeri che confermano l'enorme attività che tutte le associazioni sportive promuovono e che con soddisfazione vediamo concretizzarsi in tutte le presenze nei vari concentramenti che si sono stati fatti durante l'anno, in tutte le feste comuni e nella mega festa in cui siamo presenti oggi qui in Prato della Valle, la seconda piazza d'Europa che ci ospita ormai da quasi un decennio. Una possibilità che ci ha dato la delegazione del CONI di Padova, anche se impegnato in una ristrutturazione interna, ma che ci permette di far divertire al massimo tutti i nostri ragazzi facendo vedere alla cittadinanza quanti colori rappresenta la pallavolo. Il Comitato di Padova lancia sempre nuove idee per diffondere il virus della pallavolo. Sarà così anche per il prossimo anno? È una bella sfida. Però qui a Padova siamo sempre stati abituati alle sfide, quando non ce le proponevano gli altri ce le siamo creati da soli. Veniamo proprio da 3 incontri che noi chiamiamo zonali, fatti assieme a tutte le associazioni, dove ci siamo dati le linee guida per il futuro, e per il futuro il mini volley rimane l'aspetto dove il comitato provinciale investirà ancora di più. Perché? Perché è importante aiutare le associazioni a portare in palestra i ragazzi. Dopodiché le associazioni, tramite i corsi di formazione e le proprie idee formulate all'interno dei consigli direttivi, devono cercare di tenerli e di proporre sempre attività più coinvolgenti e che entusiasmino questi ragazzi con questa nostra bellissima disciplina sportiva. È uno sport di squadra, ognuno ha bisogno dell'altro per giocare, per cui se si vogliono arrivare a dei risultati l'unione fa la forza, e questi sono valori che non sono solo sportivi. Ormai questa è una festa collaudata grazie alla disponibilità dei dirigenti e di noi responsabili che cerchiamo di organizzare nel meglio dei modi. Cercheremo ogni anno di mettere qualcosa di nuovo affinché diventi sempre più entusiasmante e richiami sempre più mini atleti a partecipare. Sono già tanti i numeri di questi bambini che partecipano, però insomma si può sempre fare meglio, ecco, questo è il nostro motto. La festa del mini volley è inserita nell'ambito della manifestazione CONI Tutto Sport in Prato. Ciò a dimostrare che le capacità organizzative della FIPA hanno fatto scuola nel padovano. Grande come sempre, ma come ho detto dal palco, la cosa che mi pare giusto significare è che il metodo, l'organizzazione, la serietà, l'impostazione del mini volley della Federazione Pallavolo Padovana in particolare ha fatto scuola, perché dall'altra parte del Prato questa mattina abbiamo la festa del mini basket che ha mutuato molto dell'organizzazione del volley, quindi il volley ha fatto scuola perché è ben organizzato, perché è ben gestito, perché dal punto di vista tecnico, gestionale, organizzativo insegna. A tutti gli atleti sono stati regalati gadget, in particolare un fumetto con storie colorate e valori positivi, che rimandano ad uno sport di squadra come la pallavolo,
fatto di amicizia, educazione al rispetto delle proprie difficoltà e quelle degli altri. Grazie a tutti, intanto un ringraziamento a tutte le società, un ciao a tutti i mini amici e ci vediamo l'anno prossimo. Ciao Davide!